Andiamo avanti con la categoria E, terzo classificato Celeste Simone, è l'unico pilota che non carica la macchina sul carrello. Lui adesso arriva dalla provincia di Padova, mi sbaglio sempre, Padova-Vicenza. Da Padova lui prende l'autostrada con la macchina con cui ha gareggiato qua oggi, se ne va, è una macchina omologata per andare per strada. Beato lui, quindi si diverte ancora qualche chilometro. Secondo classificato Lele, Daniele Bobo. Dov'è Lele? Eccolo qua. Punti importanti per il Trofeo Italia, che ormai basta fare ancora una gara e anche il titolo italiano della categoria E rimane qua in zona. Primo classificato, bisogna andare fuori e il primo classificato deve fare almeno o Reggio Emilia o Pomposa, meglio Pomposa è pista, giusto? Meglio Pomposa, ecco, ormai abbiamo saputo che fa Pomposa. Primo classificato, ed è la prima volta che la porta in zona industriale, l'abbiamo sempre visto in pista. Questo signore ha 4 enoteche, no? Dove io non bevo, lui beve, ma ha un prosciutto che è spettacolare, quindi lui beve, io mangio e ci divertiamo entrambi. Marcello Melchior dalla provincia di Udine, vincitore della categoria E. Anni e anni di proprio driver di Amonso. Marcello, te la solo para que te veas finir las cortadas de cuatro.
Carmelo, hai voglia di premiarne Lady? Vieni qua, vieni qua, vieni qua. No, lo spumante fa male, si deve guidare, non si va per strada con